Buona giornata a tutti su Media News Europe. Apriamo il giornale con le tensioni sul governo dopo il voto in Abruzzo. Il risultato negativo del Movimento 5 Stelle fa crescere il malumore contro gli alleati della Lega. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis sottolinea che il caos sulla manovra ha fatto danni. E l'Europa intanto interviene sul caso Banca Italia e dice rispettare l'indipendenza. Il voto in Abruzzo ha penalizzato il Movimento 5 Stelle nonostante la presenza costante del leader e vice premier Luigi Di Maio in campagna elettorale accanto alla candidata Sara Marcozzi, con altri nomi di spicco tra i pentastellati come Alessandro Di Battista. Il partito guidato da Di Maio alle politiche del 4 marzo aveva fatto il pieno di voti, arrivando al 39,9%, mentre alle regionali del 2014 era arrivato al 21%. La fuga in avanti della Lega, che in Abruzzo ha ottenuto il 27,5%, non compensa il calo del Movimento 5 Stelle. Sommando le percentuali infatti ottenute al voto di domenica, i due partiti di governo arrivano ad un consenso del 47,2%. La somma di Lega e Movimento 5 Stelle alle politiche 2018 era del 53,8%. Intanto il Presidente del Consiglio Conte ieri in visita a Cagliari ha rassicurato sulla tenuta dell'esecutivo, garantendo altri 4 anni alla guida del Paese. In primo piano Banca Italia, con l'intervento del vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, che dice l'indipendenza va preservata. Da Bruxelles l'Eurogruppo dei 19 ministri finanziari della zona euro e la Commissione europea si schierano in difesa dell'indipendenza delle banche centrali. Al termine della riunione mensile nella capitale europea, il presidente dell'Eurogruppo e ministro delle finanze portoghese Mário Centeno ha voluto sottolineare ancora una volta l'indipendenza e l'integrità dell'eurosistema e della BCE. Ricordiamo che il direttorio della Banca d'Italia è composto da governatore, direttore generale e 3 vice direttori generali. Il mandato dura 6 anni ed è rinnovabile una sola volta. Oggi ci sarà la riunione senza il vice direttore Luigi Federico Signorini, scaduto ieri. E siamo agli esteri, al via in Spagna il processo agli indipendentisti. Sánchez tra due fuochi sulla Catalogna, accusato di essere un traditore della patria da destra, isolato nel suo stesso partito. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha davanti 2 giorni di fuoco. Oggi, quando partirà il processo agli indipendentisti di Barcellona, e domani con un voto parlamentare che proprio da quel processo dipende. Decine di migliaia di persone in piazza domenica scorsa a Madrid al grido Sánchez dimettiti. Il premier socialista spagnolo è accusato da destra e da estrema destra di essere un traditore per aver aperto al dialogo con gli indipendentisti catalani. Amici, siamo al caso Sardegna con l'appello ai pastori sardi in rivolta. Non buttate quel latte, donatelo. Da giorni i pastori sardi protestano per il crollo del prezzo del latte di capra e di pecora, sceso sotto i 60 centesimi al litro, insufficiente secondo loro a coprire le spese di produzione. Ci sono stati forti proteste in tutta l'isola e centinaia di litri di latte sono stati dispersi. I pastori chiedono che il latte di capra e di pecora venga pagato di più ai produttori e sostengono che ci sia una manovra dei grandi produttori di formaggi per far abbassare i prezzi. Intanto, ieri l'incontro di un'ora fra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e una rappresentanza dei pastori sardi nella blindatissima base militare di Decimo Mannu. Il primo ministro ha fissato un vertice con un tavolo di rappresentanza fra le parti il 21 febbraio a Roma, con allo studio delle nuove misure per andare incontro ai pastori sardi. Siamo a Piazza Affari, lo spread in calo a 277 punti e le positive valutazioni della BCE sui requisiti patrimoniali di alcuni istituti hanno spinto al rialzo i valori bancari e di riflesso il FTSE MIB a più 1,21%. Regina della seduta Banco BPM al più 7,03, seguita da BPER al più 4,15, che ha ribadito l'esploit di venerdì scorso, mentre Kepler Chevreux ed Equita hanno migliorato i rispettivi target price sul titolo. La lista delle migliori performance si completa poi con Azimut al più 3,98% e Juventus che si attesta al più 3,07%. Significativi inoltre i progressi di UBI al 2,96% e di STM al più 2,84%. Tra le blue chips soltanto FCA, meno 0,38%, ha segnato il passo, confermando il trend negativo innescato dalle stime per il 2019 inferiori alle attese.
Siamo alla pagina sportiva con notizie di mercato. Ufficiale Ramsey alla Juventus. Il centrocampista gallese ora all'Arsenal sarà bianconero dalla prossima stagione con un contratto di 4 anni fino al 2023. L'annuncio avvenuto ieri sera è il passo conclusivo di una trattativa che si è concretizzata nelle ultime settimane quando il giocatore ha sostenuto in gran segreto le visite mediche ed è stata raggiunta l'intesa superando dal club torinese la concorrenza di PSG, Real e Bayern Monaco. Ramsey arriverà a parametro zero e guadagnerà 7 milioni più bonus a stagione. Dalla Spagna intanto torna d'attualità l'interesse del Real per Dybala. I campioni d'Europa starebbero valutando la possibilità di un assalto al numero 10 juventino la prossima estate. Servirebbe sul piatto in ogni caso almeno una cifra dai 100 ai 120 milioni di euro. Intanto in Formula 1 grandi ritorni e debuttanti affamati, giù i veli di Williams e Toro Rosso. Robert Kubica sulla Williams biancoceleste, presentata nei giorni scorsi la nuova linea e il main sponsor, è una delle storie più belle del 2019. Il polacco rientra 8 anni dopo il terribile incidente al Rallye di Andorra e dopo tante operazioni al braccio destro. Accanto a sé un ragazzino terribile, George Russell, inglese 20 anni, viene dal vivaio della Mercedes. Il problema è che la Williams FV42 pare non sia un fulmine e rischi di essere ancora il fanalino di coda. Cerca il riscatto pure la Toro Rosso dopo il penultimo posto in campionato. La STR14 sfrutterà meglio le sinergie con la Red Bull ora che entrambe le squadre sono motorizzate Honda. Travolta la formazione piloti, rispunta il russo Daniil Kvyat che era stato scaricato nel 2017. Debutta al suo fianco Alexander Albon, doppio passaporto quest'ultimo, britannico e thailandese. Ora tocca ai big, oggi c'è la Renault, domani la presentazione di Mercedes e Red Bull, oltre che Racing Point, ex Force India, e venerdì infine l'attesissima monoposto di Maranello, la rossa Ferrari. Con lo sport è davvero tutto, grazie per la cortese attenzione, la linea che adesso va al meteo. Buon proseguimento di giornata a tutti su Media News. Salve amici del Centro-Met italiano, rapido miglioramento del tempo salvo residui fenomeni sulle regioni meridionali. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 12 febbraio. Locali precipitazioni al mattino su Abruzzo, Molise, zone interne della Campania e Sicilia settentrionale, neve fin verso i 700-900 metri. Stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo asciutto da nord a sud con cieli sereni al più poco nuvolosi sul nord-ovest e regioni meridionali. Residue piogge solo sulla Sicilia. In serata e nottata nessuna variazione con tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in calo su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro-Met italiano.